Buongiorno cari amici, alcuni giorni fa io ho completato il mio nuovo lavoro musicale, I Raggi di Dante. È una cantata per coro, organo e orchestra sinfonica. Dalle mie considerazioni, le poesie di Dante Alighieri è uno dei fenomeni della nostra civiltà, quindi anche la Divina Commedia è un lavoro più importante del mondo scritto da un solo autore. Eh, è un poema di grandissima influenza nella tutta la nostra vita. Questo lavoro, I Raggi di Dante, è stato scritto da me come un omaggio al sommo poeta nel settecentesimo anniversario della sua ascesa al Sole e alle altre stelle. Questo, come noi sappiamo, sono ultime parole della Divina Commedia di Paradiso. Veramente la storia di scrittura delle Divine Commedie è una storia dell'eroismo personale. Non è solo perché Dante ha usato il vernacular, quindi non è la lingua latina, ma la lingua parlata dal popolo, anche un lavoro che ha influenzato allo sviluppo della lingua italiana, ma anche perché Dante ha scritto un poema sulla tutta la nostra vita. Anche la sua immaginazione direi, è un monumento in la letteratura mondiale. Quindi il genio di Dante Alighieri anche adesso sta illuminando la nostra vita. Questa è la ragione perché il lavoro si chiama I Raggi di Dante, come con la sua divina poesia. Dante Alighieri anche adesso illumina la nostra vita, la nostra via, il nostro percorso, anche sta radiando il nostro modo di pensare. Per esempio, per me ogni canto delle Divine Commedie è un esempio del genio personale di Dante, ma anche eh, dalle analisi delle Divine Commedie noi possiamo capire il suo livello geniale, in senso che questo, le Divine Commedie intera, dal mio punto di vista, è uno dei lavori tra i quali si può parlare e capire l'altissimo livello della mente umana. Ehm, Noi sappiamo che la lingua di musica è la lingua più astratta, quindi ragione perché ho scelto questo organico molto particolare è quello che con questi strumenti io volevo raccontare le, eh, il mio visto personale delle queste Divine Commedie. Sicuramente, Divine Commedie è un lavoro assolutamente enorme, quindi anche se si prende un canto, nelle lingue di musica questo sarebbe almeno una ora, ma in caso della mia cantata, io ho preso alcuni versi dal Dante, dalle Divine Commedie, e tutta l'altra storia racconta la musica. Quindi in modo come il genio di Dante sta illuminando e radiando la nostra vita, questi raggi stanno influenzando anche la mia musica in questo caso. Per esempio, uno strumento molto importante, organo a canne, è stato preso in questo caso come un ponte molto importante tra l'era medievale e l'epoca nostra, l'epoca ehm, del nuovo tempo, perché per esempio anche per Italia
organo a canne è uno strumento molto importante. Francesco Landini, Girolamo Frescobaldi e tanti altri compositori anche contemporanei hanno scritto e hanno creato già una scuola molto particolare dell'arte di suonare l'organo. E qui sia il coro misto, con soprani, alti, tenori e bassi, che l'orchestra sinfonica. In alcuni momenti loro diventano i personaggi di questo poema. Quindi in questo caso questo non è un canto semplice, nel senso che come possiamo capire un canto, ma in questo lavoro io ho lavorato molto con la parola, perché con gli strumenti e le tecniche estese, con le tecniche nuove della composizione del nostro tempo, noi possiamo già creare un mondo da una sola parola. Per esempio, il vero inizio come nel mezzo del cammin di nostra vita. Anche questo verso, con questo verso, o in alcuni momenti io creavo una polifonia interna, anche cambiando le posizioni di parole, cambiando le voci. E io ho preso alcuni versi dalle Divine Commedie e tutt'altra storia sta raccontando la musica. Per me era anche molto importante la storia di scrittura delle Divine Commedie perché Dante inizialmente ha scritto solo una commedia, ma commedia in senso che è stato un solo genere che potrebbe essere scritto nella lingua del popolo, perché tutti gli altri generi devono essere scritti nella lingua latina. Ci sono anche altre concezioni, come la commedia che inizia con paura e finisce con la felicità. Ma in questo caso direi che la Divina Commedia non è solo una commedia, ma è un genere in se stesso. Perché con questo poema Dante ha aperto non è la nuova pagina, ma già un nuovo libro nella storia di come l'uomo percepisce il mondo. Questo è perché Boccaccio poteva comprendere l'altissimo livello di questo poema e ha dato il nome Divina. Quindi questo mio lavoro, I raggi di Dante, è stato un omaggio o tributo non è solo a Dante Alighieri, ma anche alla tutta cultura italiana, come una delle culture più importanti del mondo, perché sicuramente senza Dante, Boccaccio, Petrarca, Manzoni, Tasso, e questo non parlando di grandissimi compositori, senza questa gente non si può immaginare la cultura del mondo, perché non si può immaginare la storia e l'evoluzione. Quindi grazie mille per l'attenzione.